possiamo non ricordare che oggi è il 9 ottobre e non possiamo non ricordare il 1963. Un'onda di mistero avvolge la nostra storia. Dune stratificate insabbiano troppi eventi inspiegabili. Storie segrete accompagnano le vite e soprattutto le morti di chi si è messo di traverso. Da Enrico Mattei a Moro, Ustica, DC9, Capaci, Via D'Amelio, Stazione di Bologna, Acciaio, Eternit, Terra dei Fuochi, ponti che crollano, edilizia scolastica precaria, guerre di pace, ossimori orrendi, sono punte di iceberg, ma cosa c'è sotto? La natura crudele o la natura umana che costruisce trappole mortali in nome del profitto di pochi? Stragi celate ed altre troppo evidenti per poter essere ignorate, ma sempre con lo Stato presente, impassibile, forse complice. Non si può dire, ma a volte trapela. Il dolore è più forte e non si può contenere. Triste è perdere la vita, insopportabile è sapere che si poteva evitare. Malati che si potevano curare, il plasma che si poteva conservare, de donno ascoltare e forse salvare. C'era tanto e c'è ancora da fare. Innanzitutto sapere, togliere la testa da sotto la sabbia per non essere complici, non cadere nella rabbia, ma alzare la testa per restare umani. La scienza parla con una sola voce, soprattutto quando fuori dal coro si tappa la bocca a chi la pensa diversamente, a chi pensa con la propria testa e non la abbassa al potere. Quindi c'è un'unica strada, anche se non è vero, anche quando è sbagliato, rischioso, folle, ma chi si oppone è pazzo e non può avere ragione, nemmeno se trova le cure. Utilizza terapie semplici e sicure, salvando vite, con amore e passione, senza compenso. Nemmeno se conosce la geologia e comprende che un pezzo di montagna può franare anche dentro al lago del progresso, della scienza giusta, di Stato, degli interessi che non guardano in faccia a niente e a nessuno, nemmeno ai 1910 morti che si potevano e dovevano evitare. Quel 9 ottobre di 58 anni fa, quando un'onda diabolica e spaventosa spazzò via le vite, le case, le strade, il futuro e il presente di una comunità e la sua dignità. Le onde si susseguono, diverse ed uguali, e prima o poi la verità viene a galla. Ma quando impareremo ad uscire dalla massa addomesticata, a pensare con la nostra testa, da individui liberi, che non si lasciano imbavagliare, incasellare, schiavizzare, né uccidere, né costringere al Green Pass per vivere e lavorare. 9 ottobre, giornata della memoria, che sia di insegnamento per tutti, sempre, è istituita ufficialmente per legge. Noi, cittadini per la memoria, l'abbiamo voluta ed abbiamo ottenuto il riconoscimento solenne della giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo. La legge dice dall'incuria dell'uomo, ma io non lo leggo quel termine, lo sostituisco con dolo. Quando c'è la consapevolezza, il lucido calcolo, che sia un'ambizione ingegneristica o un'assurda vigile attesa,
Il risultato è una colpa, difficile da perdonare, atroce da credere. La rabbia acceca, il potere ci vuole ciechi, sordi e muti, ma noi reagiamo. Riapriamo gli occhi e la mente per smascherare le bugie che oggi, come allora e come sempre nella storia, ci vengono propinate dall'alto, con la complicità dei media e della scienza asservita, la falsa scienza, che ci vuole consumatori, lavoratori obbedienti e funzionali a un sistema corrotto. Ma la bugia scricchiola tra i funzionicchia che non reggono più e le evidenze che vediamo e sentiamo sulla pelle viva. Il castello di carte crolla, la terra trema, ma chi ha coscienza non tema. C'è un forte risveglio in atto, inarrestabile e potente, più di qualunque onda, perché animato dall'amore per la verità e per l'umanità. Il bene ha già vinto, prepariamoci, preparatevi!